puntata sullo studio del pianeta Terra. Oggi parleremo quello del Cenozoico. Questo periodo inizia circa 66 milioni di anni fa ed è un periodo geologico tuttora in corso. Si apre nel Paleogene, dove i grandi dominatori sono gli uccelli del terrore, come il diatrima che vedete illustrato qui. Poi da circa 60 milioni di anni ci spostiamo circa 20 milioni di anni, perché questo periodo che si chiama Miocene riguarda soprattutto la zona della Marmilla, quindi poi tra un po' andremo a vedere le rocce fossili di questo periodo. Però facciamo ancora un passo in avanti fino ad arrivare a circa 250.000 anni fa, perché in questo periodo vede la comparsa l'Homo sapiens. Chiudiamo il quaternario con le ultime glaciazioni, soprattutto l'ultima, il Vurno, che termina 10.000 anni fa. Dopo quest'ultima fase glaciale poi non assistiamo a grossi cambiamenti, quindi il clima si stabilizza più o meno fino ad arrivare ai giorni nostri.